Entusiasmo alle stelle per almeno 3.000 supporter nero-azzurri giunti prestissimo alla Pinetina per assistere al secondo allenamento dei campioni d'Italia. Manca pochissimo alla partenza per Los Angeles, dove Mourinho svolgerà un intenso lavoro di preparazione in vista del nuovo campionato. 14 giorni in totale, 9 in California con 3 amichevoli, la più importante col Chelsea il 21 luglio, 5 a Boston dove si concluderà la trasferta americana col confronto col Milan. Nel secondo giorno al centro Angelo Moratti, lavoro col pallone e partitella particolarmente emozionati i nuovi, Milito e Thiago, presentati ufficialmente. No, siamo qua para sicuramente migliorare il livello della squadra, però in questo momento dire guadagnare questo e l'altro è presto. Penso che l'importante è uno o tutta la squadra, prepararsi benissimo para che quando arriva il momento siamo preparati per tutto. Diego Milito lo scorso anno era in concorrenza con Ibra per il titolo di capocannoniere, quest'anno ce l'avrà a fianco. No, con Ibra ovviamente è stata la rivalità normale di due attaccanti che lottavano per un traguardo alla fine, non è stato mai un problema, ovviamente lui lottava per la sua squadra, io per la mia, cercando sempre di dare il massimo per la squadra. In quest'anno ovviamente spero di raggiungere con lui il titolo di capocannoniere, sia lui sia io, l'importante qua è la squadra e l'Inter. Sul campo di allenamento si è visto il presidente Massimo Moratti che è arrivato contemporaneamente a Marko Arnautovic, il nuovo acquisto che resterà da piano per curarsi e ritrovare la squadra quasi certamente dopo la trasferta di Pechino per la Supercoppa italiana dell'8 agosto. Applausi per tutti. Moratti è parso di buon umore e ha fatto capire che l'Inter sul mercato non intende fare follie. Del resto, come spiega Marco Branca, i nerazzurri hanno fatto delle proposte per i nuovi acquisti come Carvalho e Deco. Bisogna solo attendere che il mercato folle di questi ultimi giorni rientri in canoni più accettabili. No, con il Chelsea non si continua a parlare, perché se abbiamo parlato un po' di tempo fa, perché io ho chiamato personalmente Frank Arnesen, che è l'uomo che adesso si occupa di mercato, da quel tempo non mi è stata data una risposta diversa, o meglio, mi è stata data una valutazione che noi per adesso riteniamo che sia un po' eccessiva. Quando magari cambieranno le cose e ci saranno dei segnali diversi, può darsi che ci riparleremo. Particolarmente ghiotta l'ultima dichiarazione di Moratti prima di lasciare la Pinetina. Moratti ha detto: nessun alibi, possiamo vincere la Champions.